E rieccoci, ben ritrovati, buongiorno, un saluto da Vincenzo Credellino. Torna la rassegna stampa, l'appuntamento con Calcio Napoli 24 TV dedicato alla lettura dei quotidiani sportivi e non vedo l'ora di addentrarmi nella lettura delle prime pagine di questa mattina perché ce ne sono davvero tante di notizie, ragazzi. Noi vi ringraziamo innanzitutto per essere oggi qui con noi, per averci accordato la vostra preferenza. Vi ricordiamo due cose importantissime perché ci seguisse sul 79 del digitale terrestre, nulla questo, al massimo non cambiate canale fino alle 12 con Calcio Napoli 24 Live e con tutta la programmazione di Calcio Napoli 24 TV, mentre per chi ci seguisse su YouTube, ragazzi, lasciate un like e iscrivetevi al canale, è molto importante per noi e per voi. Grazie ovviamente al nostro regista Emanuele Bernardo, coordinatore giornalistico, chi più ne ha più ne metta, che ci accompagnerà in questo viaggio alla scoperta delle prime pagine dei quotidiani di oggi. E allora, Dio piacendo e piacendo anche al nostro Emanuele Bernardo, comincerei dalla Gazzetta dello Sport, la quale dedica la prima pagina a un'intervista per Barella, il centrocampista dell'Inter, si racconta, e anche lui, un po' come hanno fatto tanti suoi colleghi calciatori appartenenti alle maglie, appartenenti alle squadre di Juventus e Milan, ha detto: io credo nello scudetto, abbiamo commesso errori ma ci siamo parlati e adesso tutto è cambiato, dice Barella. Ecco perché la rimonta scudetto è possibile. Anche in questo caso le avversarie suonano la carica. Taglio alto, andando un po' più verso l'alto, mondiale boom boom è il modo attraverso il quale la Gazzetta dello Sport riporta l'attenzione dei tifosi italiani, degli appassionati di calcio italiani sui campionati del mondo, che hanno vissuto 2 giorni di pausa per dare anche un po' alle varie squadre il tempo di riassestarsi. Dopo le fatiche si ritorna con i quarti di finale, si riparte da 2 delle candidate al titolo finale già dalla vigilia, come l'Argentina che sfiderà l'Olanda e il Brasile che invece sarà avversario della Croazia. Spalla CR7 furibondo, lascia, anzi no, ma resta il caso. Il riferimento è a le voci che si sono sparse ieri a partire dal ritiro del Portogallo, che volevano addirittura il campione lusitano desideroso di abbandonare completamente l'avventura mondiale in virtù dell'esclusione nella gara contro la Svizzera. Pare poi che il caso sia rientrato e in effetti c'è stato poi un comunicato della nazionale portoghese, la quale ha chiarito che Cristiano Ronaldo sarebbe rimasto lì. Ziyech da Milan, non al Milan. In questo caso la Gazzetta dello Sport analizza quelli che sono i miglioramenti, gli standard ritrovati dal calciatore marocchino, che è appunto ritornato ai suoi livelli, vale a dire quelli mostrati con la maglia dell'Ajax. Infine Portanova, convocato, tifosi del Genoa in rivolta, viene spedito in tribuna. Ricordiamo che è arrivata una condanna in primo grado, però è arrivata comunque una condanna che fa titolo definitivo fino ad ulteriore sentenza, condannato per stupro. I tifosi del Genoa non ci stanno. Dalla Gazzetta dello Sport al Corriere dello Sport, con una nuova carta, la carta Marotta. Che cos'è? Non è un documento che attanaglia le vicende dell'attuale AD dell'Inter, ma una volontà da parte di Elkann che impone il repulisti, vale a dire fare piazza pulita di tutta la dirigenza, con un incredibile ritorno, quello appunto di Beppe Marotta. Solo Allegri è blindato, si parla di Del Piero e di un DS di nome. John punta alla discontinuità, non preoccupa per ora l'inchiesta dell'UEFA, Ceferin ha già ottenuto quello che voleva, la testa di Andrea. Appare sempre più chiaro come nella Juventus convivano due anime appartenenti ai differenti rami della famiglia, gli Agnelli e gli Elkann, e che spesso e volentieri questa rivalità interna poi vada a intrecciarsi con quelle che sono delle vicende giudiziarie. Vi
basti leggere appunto un libro, si chiama Agnelli Coltelli, che fa risalire sempre a questa rivalità anche quanto accaduto in Calciopoli. In Bivola il Frosinone, Bari, Benevento e Pisa ritrovano invece il successo. Il campionato di Serie B sta andando avanti. All-Star Game, primo piano, incroci di stelle con obiettivo semifinale. Oggi Neymar e Messi, poi CR7 e Mbappé. CR7 mica tanto, visto che Gonzalo Ramos si sta prendendo il palcoscenico al posto del calciatore ex Juventus. Napoli mille colori, la capolista prepara la ripartenza, scudetto, tutte le soluzioni studiate da Spalletti. In effetti le amichevoli sono fatte anche per provare e riprovare e magari anche cambiare qualcosina. Abbiamo visto Raspadori cambiare ruolo, lo stesso dicasi per Dombele. Vedremo se alla ripresa delle ostilità, quando ci sarà davvero un punteggio in palio, Spalletti si affiderà a le soluzioni che lo hanno aiutato di più nella prima parte dell'anno, oppure viceversa potrebbe davvero optare per una soluzione di cambiamento. Roma imperativo Smalling, in questo caso il riferimento è al rinnovo. Emanuele Bernardo, andiamo a vedere anche Tutto Sport che continua con l'inchiesta Juve e il titolo è Ecco i fatti. I due processi, i capi di accusa, le plusvalenze, la manovra stipendi, i rapporti con i procuratori, tutto quello che c'è da sapere, evitando superficialità e sensazionalismo. La firma è di Guido Vaciago. Questo un recap quindi che vuole fare Tutto Sport, che fa Tutto Sport rispetto all'inchiesta che ha travolto il mondo bianconero. Ken stupisce Allegri, c'è una metamorfosi per Moise, supera anche la ripresa degli allenamenti, Max apprezza e spera, Allegri ha sempre apprezzato, va detto, calciatori di grande gamba e di grande fisicità. Toro, c'è il nuovo Bremer, che risponde al nome di Robert Renan, centrale del Brasile, under 20, sfida ad Atalanta e Benfica per accaparrarselo. Altra mossa per convincere Juric a rinnovare. Nello staff tecnico entra Moschella, un fedelissimo di Ivan. Si occuperà della difesa. Vediamo in spalla cosa possiamo leggere. Allora, allegria e magia. Balla ancora Seleção, vai Messi, vai in galla, lo batti così. E poi intervista a Corvino. È il mondiale di Guardiola e Mbappé. Parla il direttore generale del Lecce, che è un vero e proprio talent scout. Ramos, Vlahovic, vi spiego, bisognerebbe aprire ovviamente quelli che sono dovrebbe essere risolto, dovrebbe essere tutto risolto. Manuele Bernardo, dammi segno, perfetto, scusatemi, errore mio. Ad ogni modo passiamo a Calcio Napoli 24. E alla prima pagina, alla home page, nello specifico di Calcio Napoli 24, dove leggiamo quello che è un articolo dedicato al riscatto del Ciolito Simeone annunciato da Il Mattino. E leggiamo, ecco qua, SSC Napoli, riscatto Simeone, c'è anche la descrizione delle cifre che portano al riscatto del Ciolito. Sapevamo a girarsi intorno ai 12 milioni di euro. Il dato è tratto, il Napoli lo riscatterà dal Verona a fine anno. De Laurentiis non ha creato questa squadra assieme a Giuntoli facendo solo valutazioni di ordine tecnico, hanno anche pesato le caratteristiche umane dei singoli calciatori. C'è uno spogliatoio fatto di personalità differenti rispetto a quello dell'anno scorso, dove la leadership era nelle mani della vecchia guardia. Ora, tra tanti volti nuovi, c'è quello di Simeone, che va verso la conferma per il prossimo campionato, nonostante sia ormai impiegato con il contagocce. Quest'estate la formula era quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Non ci sarà bisogno di fare riflessioni, queste le ultime sul Ciolito Simeone, sicuramente in tanti apprezzeranno, visto quello che è stato l'ottimo comunque contributo dato dal Ciolito. E veniamo a quanto ci dicevamo poc'anzi, perché anche qui, come con Gazzetta, leggiamo di un cambio di ruolo per Raspadori. Andiamo a vedere nel dettaglio. Un giocatore con questa intelligenza tattica e abilità con entrambi i piedi, confinarlo in un solo ruolo sarebbe come costringerlo a mettere una giacca stretta.
nella quale il bolognese non sarebbe a suo agio. Ecco dunque il sarto Spalletti continua a costruirgli abiti diversi per sorprendere sempre chi sta di fronte. Con le sperimentazioni portate avanti nel tiepido ritiro turco siamo a 4 posizioni diverse per Raspadori in campo. Prima punta, trequartista dietro il centravanti, punta esterna e ora anche mezzala, ma come abbiamo provato a spiegare, nel calcio quello di Spalletti le posizioni sono un punto di partenza. Leggiamo anche di Tanguy Ndombele a questo punto, perché pare che anche per il francese vada configurandosi un cambio di ruolo al punto tale da definirlo jolly. Adesso Spalletti ha in mente di metterlo anche trequartista nel 3-4-1-2. Ndombele, volto amico che compare quasi dal nulla, ha avuto difficoltà di inserimento, ha dovuto industriarsi a fare la controfigura di Anghissa o di Zielinski, mentre adesso sa di sé, trequartista di un 3-4-2-1 che in realtà ha avuto senso per dare respiro ai giovani, aggiustandoli per quel che il Napoli poteva. Ma anche Ndombele, con il Raspadori che sembra un 8 ma che si comporta da 9, che in realtà è varie cose, costituisce l'espressione plastica dell'innovazione o della ricerca continua, di quegli esperimenti che in ritiro vanno inseguiti. Perfetto, la domanda poi resta per capire se alla ripresa delle ostilità vere il Napoli riuscirà o meglio, vorrà Luciano Spalletti cambiare ruolo a quelli che sono i calciatori, a quello dei suoi calciatori più importanti come Jack Raspadori e lo stesso Tanguy Ndombele. Mercato Napoli non solo frattesi, nell'agenda di Giuntoli c'è anche un'altra stellina del Sassuolo, ragazzi. Andiamo a leggere nel dettaglio anche in questo caso di chi si sta parlando. È un vecchio pallino, del DS Cristiano Giuntoli. Stiamo parlando di Josh Doig, classe 2002 scozzese, terzino dell'Hellas Verona, ma per quanto riguarda il Sassuolo il riferimento è sempre un altro calciatore molto amato da Cristiano Giuntoli, del quale credo abbiamo anche sentito in tempi non sospetti la gente. Si parlava di Armand Lorienté, esterno d'attacco, che ha detto sta facendo molto molto bene con la maglia del Sassuolo. Bravo ovviamente ancora una volta Carnevali a comprarlo al giusto prezzo e a portarlo tra le fila del Sassuolo. Amichevole Napoli-Lille al Maradona prima di Natale, attesa oggi la conferma, spunta anche una possibile data, si tratta del 21 di dicembre se non vado errato. Sì, praticamente col Villarreal si dovrebbe giocare, anzi sicuramente si giocherà il 17 dicembre, sono attesi 40.000 spettatori, pensate allo stadio Diego Armando Maradona per il Villarreal, mentre il 21 di dicembre dovrebbe, in questo caso il condizionale d'obbligo, giocarsi contro il Lille. Perché dovrebbe? Perché l'ex squadra di Osimhen non ha ancora dato la certezza, la conferma definitiva. Siamo in attesa, lo è anche il Napoli, per capire se davvero si andrà a disputare questa amichevole prenatalizia contro i Mastini. Baldanzi-Napoli, possibile accelerata invernale. Spalletti è stato folgorato dal talento dell'Empoli. Andiamo a leggere ancora una volta nel mattino. Parliamo di un centrocampista offensivo che, signori, ha tolto il posto a uno come Bairami, non proprio scarso dal punto di vista tecnico. Secondo quando riferisce il mattino, il rapporto tra i due club è ottimo. Sono concorsi, si sa bene, De Laurentiis ha una corsia privilegiata, ma anche Spalletti ne è rimasto colpito. Si è fermato a lungo con lui nel corso di una premiazione in Toscana nelle scorse settimane. Basta trovare il prezzo giusto. È missione difficile ma non impossibile quando si parla di Napoli e Empoli, che ci hanno abituato a delle trattative interessanti, importanti, che nel caso sono durate anche a lungo, ma che comunque hanno dato l'opportunità a entrambe le squadre di intervenire con grande precisione e soprattutto con grande efficacia nel calciomercato. Andiamo a leggere adesso, rapido sguardo, Emanuele Bernardo, se sei d'accordo, a giornalone nei quotidiani sportivi con quelli che sono i quotidiani sportivi esteri, a cominciare da Sport, che titola Se acabó, la Federación de Luis Enrique no seguirá al frente della selezione, le agradecerá su trabajo estos años. È finita ovviamente l'epopea di Luis Enrique sulla panchina della Spagna.
Nueva Ilusión con De La Fuente, che probabilmente a questo punto sarà il successore di Luis Enrique alla guida della Selección Spagnola. Mundo Deportivo parla di relevo, un po' più in basso, mentre andando sulle equipe, Emanuele, vediamo se riusciamo a capire il gioco di parole. Stavolta è molto molto più semplice. Un seul idée en tête, una sola idea in testa. Messi e Neymar con il pensiero della Coppa del Mondo. In alto Iori, portiere dei record. Andando più in basso, vediamo cosa ci dice Abola, quotidiano portoghese. Benfica merece un titolo europeo, credo che il riferimento sia proprio a Saviola, che col Benfica ha scritto la storia e che ha rilasciato un'intervista appunto ad Abola. Snooze you lose, Upamecano warns England defenders to get a good night's sleep, e ovviamente il riferimento ancora una volta a Kylian Mbappé. Sembra quasi un'ossessione per i quotidiani inglesi. We fear for our families. Attenzione, perché qui abbiamo paura per le nostre famiglie, con la nazionale dei Tre Leoni, con le stelle della nazionale dei Tre Leoni che hanno paura di alcuni attacchi. Questa è una tematica sicuramente, Emanuele, che va approfondita anche leggendo all'interno del quotidiano. Don't lose sleep, lads. Anche qui riferimento alle parole di Upamecano, che ha detto appunto ai colleghi difensori inglesi: signori, dormite bene, che per seguire Mbappé serviranno tante energie. Forjador de Campeones, colui che forge campioni, della Fuente, in vista del nuovo ciclo che si apre con la nazionale spagnola. Chiudiamo con Olé, la speranza meccanica. Ovviamente qui il riferimento, Emanuele, vorrei tanto essere lì in quel momento per capire se l'hai beccato, ma penso di sì. Il riferimento all'arancia meccanica, insomma il prossimo avversario della Argentina, vale a dire la nazionale olandese. Con questo gioco di parole da parte di Olé, quotidiano argentino, si chiude la rassegna stampa di quest'oggi. Signori, l'appuntamento è sempre lo stesso, alle 12 con Calcio Napoli 24 Live. Ci saranno tante news, tanti aggiornamenti, quindi non dovete fare altro che collegarvi con noi o sul 79 del digitale o su YouTube. Consentitemi di ringraziare Emanuele Bernardo, che ritroveremo appunto anche alla regia di CN24 Live, e nel frattempo di augurarvi un buon proseguimento di giornata.